vinto il primo premio, eh? Sì, anche per quello. Ma con questi 750 euro metterai il silenziatore al tuo telefonino in classe? Devo ancora pensarci, sinceramente. Francesco è davvero emozionato, la sua classe dell'Istituto Nightingale di Castelfranco Veneto ha dato uno dei 4 primi premi da 750 euro del concorso per la promozione e la tutela del patrimonio linguistico-culturale del Veneto, promosso dal Consorzio delle Proloco del Veneto, dalla Regione del Veneto e dal MIUR. Una gara con 185 progetti di arte, musica, teatro, ricerche storiche, in cui si sono cimentati 5.000 tra studenti e docenti, 163 scuole italiane, anche di Slovenia e Croazia. Una festa di ragazzi, il modo delle scuole di ricordare la fondazione della Repubblica Veneta il 25 marzo, una data che una legge regionale ha riconosciuto come storica. Premi in denaro per investire in strumenti di conoscenza. Non sono tanti soldi, ma Un sussidio che sicuramente serve alle scuole che partecipano per poter acquistare dei loro sussidi didattici, per poter diciamo così, allargare anche quelle che sono le loro biblioteche, le loro possibilità di studio su queste tematiche e altro. baluardo da sempre di identità, lingua e tradizioni, le Proloco. Non esiste popolo senza un'identità e questo va, e anche nelle scuole ci sono anche immigrati, eccetera, generazioni diverse. È importante che conoscano la cultura nella quale vivono. Un'indagine su chi eravamo e da dove veniamo e soprattutto un momento di gioco. Alla scuola elementare Grimani di Marghera nel veneziano l'interpretazione ha riportato i ragazzi all'inizio del Novecento, quando i veneti migravano. Patrick, suppongo che tu non vada a scuola vestito così. Chi rappresenti? Un emigrante della storia italiana. Ti sei divertito in questo progetto? Tantissimo. Che cosa hai scoperto di Marghera che non sapevi? Ho scoperto che dove siamo andati noi a scuola era una città giardino tanto tempo fa e mi sono divertita molto in questa esperienza. La biondina in gondoletta, sai cantarla molto bene, mi pare. Ma non è proprio, non è la canzone, perché la canzone è normale, mentre questo è solo rap. La biondina in gondoletta, l'altra sera gammena. Del piacer, la poareta, la sambato in dormenza. Venia, costi canti, sentate qua e prima di parlare, tasi.